Buongiorno Francesco, a te la linea. Grazie Natalia, bella la tua freschissima voce e siamo introdotti nella nostra conversazione che ormai viaggia verso i 2 anni. Pensate che conversazione bella lunga. Un abbraccione grande grande a Tina, grande grande a Matteo che oggi sarà impegnato nella manifestazione in Piazza Duomo a Milano alle 2:30 del pomeriggio, io uso un termine popolare, per dichiarare, per manifestare a tutti la necessità, la voglia che ha il popolo di pace, lavoro, poter lavorare come è nel diritto dell'uomo fare, e la sicurezza, perché se non c'è sicurezza non si riesce neanche a lavorare e non c'è neanche la pace. Cioè, sono sostanzialmente 3 elementi che si coniugano fra di loro, che sono inscindibili. Partiamo da questa manifestazione odierna, si svolgerà fra poche ore, proprio per evidenziare quel collegamento che c'è fra tutto il percorso che abbiamo effettuato in questi 2 anni di queste conversazioni sulla democrazia, il democratos, il potere che naturalmente spetta al popolo per gestirsi e autodeterminarsi, per innanzitutto rilevando come ci sia un diretto collegamento con quello che stavamo trattando. Abbiamo parlato, siamo giunti a parlare ultimamente dell'enciclica Rerum Novarum di Leone XIII e quali sono gli elementi che spingono questo Papa a elaborare e a emanare questa enciclica esplosiva, una novità che tratta finalmente da parte delle strutture della Chiesa della questione sociale, quindi del popolo. Quali sono? Preso atto che è finita l'epoca dello Stato della Chiesa, l'epoca in cui il predecessore di Leone XIII, Pio IX, ha dichiarato solennemente che aveva bisogno di quei territori, di avere uno Stato per poter esercitare la sua attività di vicario di Cristo in terra, cosa che a mio avviso è di per sé assurda, che aveva bisogno di strumenti per poterlo fare un discorso, che aveva bisogno di uno Stato e del potere su un territorio è un altro. Poi l'ulteriore domanda è se ha bisogno di uno Stato per esercitare la sua funzione di vicario di Cristo, allora a questo punto ci si chiede gli altri regnanti che idea avessero, perché più o meno siamo lì. Infatti se qualcuno di voi trova gli atti notarili dell'inizio del secolo, ad esempio, troverà che sono tutti intitolati a Re Umberto, Re Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e volontà della nazione, Re d'Italia e poi imperatore di qua e di là. Cioè praticamente la convinzione che lo Stato desse comunque un'impronta divina alla missione del regnante di turno. Questo con grande evento, rivoluzionario sotto questo aspetto, della cancellazione dello Stato della Chiesa, fa crollare questa convinzione, ma la fa crollare in capo al Papa, che pure si dichiara infallibile, quindi secondo lui andava bene così, ma la fa crollare in capo al Papa, ma la fa crollare anche in capo a tutti i regnanti e derelato anche a tutti gli attuali potenti che ritengono di avere una missione in nome di non si sa bene che cosa, addirittura peggio di prima, più confusa di prima la situazione. Comunque,
il richiamo, la manifestazione di oggi a quell'epoca, 1891, dato di emanazione della Rerum Novarum, è pregnante. Gli argomenti che vengono trattati, che sono in evidenza nella Rerum Novarum, che cosa sono? La pace, il lavoro, la sicurezza. Se voi osservate, quell'enciclica, né più né meno, parlava del contrasto fra le classi, quella che faceva riferimento alle teorie liberiste di John Stuart Mill, quindi la legge, l'economia la fa il mercato, quindi chi ha in mano il potere economico regola la società sostanzialmente. Siamo a un feudalesimo aggiornato. Dall'altra parte i proletari, la massa, non il popolo, la massa dei proletari che sono schiavizzati, che patiscono la fame, che con la rivoluzione industriale stanno peggio di prima, perché con l'agricoltura bene o male campavano, con l'industria vengono letteralmente strozzati, e i quali vogliono la rivoluzione perché ritengono di essere, in parte giustamente, defraudati, derubati. La ricchezza deve essere loro e non del padrone. Quindi la pace, qui è il primo tema, la pace sociale, primo tema. Secondo tema è il lavoro, è la enciclica stessa che ne parla e dice, seppure in un'atmosfera di etica, di riferimento etico, fate i bravi, mettetevi d'accordo perché guardate così, se no ci si scontra e non si va da nessuna parte. Questo è uno dei temi della Rerum Novarum, e quindi viene detto che al lavoratore deve essere riconosciuto un giusto salario utile. Allora era tutte famiglie monoreddito, l'uomo lavorava, la donna stava a casa, quindi al lavoratore deve essere riconosciuto un salario che sia adeguato a mantenere degnamente la propria famiglia. Questo anche limitando a quello, cioè il problema, ha anche il diritto di avere la sua casa, di poter intraprendere da sé delle attività ulteriori. Questo è un tema che rimane escluso sostanzialmente, e si parla proprio di riconoscere almeno il salario, il lavoro. Quindi, secondo argomento fondamentale di quella enciclica, il lavoro, la sicurezza. Cioè, nel momento in cui il Papa riconosce nella Rerum Novarum il carattere ostile, rivoluzionario del socialismo, negatore di Dio, negatore della divinità, immediatamente pone sul piatto la sicurezza. Cioè, il lavoro può svolgersi solo e soltanto se le componenti di allora, capitalistica e della prestazione d'opera, vanno d'accordo, perché altrimenti non c'è la possibilità, da un lato, di lavorare, quindi di ricevere un giusto salario, e dall'altro, da parte del padrone, di guadagnare. Sicurezza. Quindi sono temi tali e quali rispetto a quanto, che ricalcano esattamente la problematica che oggi, fra poche ore, verrà posta in Piazza Duomo a Milano, tale quale. Quindi la prima osservazione, la prima cosa che ci dice questo raffronto che noi abbiamo fatto, la prima cosa che ci dice è che sostanzialmente, di fatto, la storia ha tempi diversi rispetto a quello che sono le nostre aspettative. Noi abbiamo uno sguardo storico che, bene o male, tende a essere limitato alla nostra vita, alla durata della nostra vita. No, la storia ha tempi, la storia sociale
a tempi diversi. Voi vedete che gli stessi problemi irrisolti alla fine dell'Ottocento e agli inizi del secolo scorso si ripropongono tali e quali come popolo rispetto ai primi decenni, al primo quarto del terzo millennio, tali e quali. Diverse le situazioni, ma il problema in sé è lo stesso. Ora, i tempi della storia, quindi la storia sociale in particolare, sono diversi. Io posso averne una qualche memoria perché mio nonno è stato protagonista di quegli eventi, quei grandiosi eventi che riguardarono il popolo cattolico, la popolazione cattolica. Allora l'Italia si dichiarava tutta cattolica, che divenne protagonista e fu resa protagonista attraverso la posizione, cioè il porre questi problemi, come fece la Rerum Novarum e come poi la 40° anno di Pio XI. Non dimentichiamo questa altra grande enciclica, ne parleremo. Ora, quindi i tempi della storia sono completamente diversi e si capisce il motivo per il quale associate con lo stesso obiettivo sia la ideologia socialista sia l'ideologia liberista hanno bene o male promosso o comunque non combattuto la cosiddetta cultura woke, la cancel culture, cultura della cancellazione della storia. Perché? Perché in quel modo il popolo non può avere coscienza, consapevolezza dei tempi diversi, quindi non può congiungere causa ad effetto, tempo a tempo, quindi non può creare un metodo, creare sistemi anche pratici di esercizio di un kratos che è suo, di un potere che è del popolo. Se tu cancelli questa tempistica diversa, che prescinde dalla durata della singola vita umana, tu cancelli la possibilità per il popolo, che ha una vita e dei tempi che sono diversi, ecco, cancelli la possibilità di autoregolarsi, di autogestirsi, di conoscere, quindi di esercitare un potere. Pensate com'è attuale la storia. La storia viaggia in questo modo e ha tempi diversi e luoghi diversi, perché se la Rerum Novarum faceva riferimento a un'Italia, parliamo dell'Italia, che era appena stata unificata dopo che per secoli era stata suddivisa in quei 6-7 staterelli, principati, ducati, imperi, Stato della Chiesa, che avevano caratteristiche, avevano indotto mentalità completamente diverse. Oggi ci troviamo da un lato a dover gestire quelle mentalità che proprio per i tempi diversi della storia sono tuttora esistenti. Non è che siano scomparse, sono esistenti, perché i tempi della storia sono diversi, i tempi delle generazioni sono diversi, mentalità diverse che ancora ci sono, ma un aspetto territoriale che è completamente modificato, anzi addirittura lo Stato nazionale si trova per competere con una struttura non popolare, che non ha una base popolare, non ha una base politica di sé, l'Unione Europea nel caso, con la quale deve relazionarsi e per di più con l'aumento, con la possibilità di comunicazione materiale e intellettuale che è data dalla tecnologia, dalla nuova tecnologia, le relazioni fra i popoli si sono intensificate, si sono modificate, hanno cambiato completamente il volto, ad esempio, del lavoro
piuttosto che del commercio, che del commercio in sé, degli scambi in sé. Quindi i tempi e i luoghi della storia, i tempi della storia cambiano, sono diversi, e i luoghi stessi cambiano e determinate soluzioni, determinate idee originarie trovano un loro sviluppo e trovano magari un'applicazione secoli dopo, perché nel cambiamento sia territoriale sia temporale che si verifica, determinate idee che rimangono magari tranquille, messe lì a giacere nella storia, vengono fuori e danno la possibilità o danno spunto alla soluzione di problemi che per 150 anni sono stati irrisolti. Perché quello che ci dice oggi la manifestazione di popolo delle 2:30 del pomeriggio in Piazza Duomo a Milano è principalmente che quei problemi datati un secolo e mezzo fa, da un punto di vista concettuale, non hanno avuto soluzione. Sono ancora lì, presenti sul posto e deviati sostanzialmente da soluzioni che furono adottate agli inizi del Novecento e che si sono rivelate sostanzialmente incongrue. Perché quando si dice che il Novecento è stato il secolo orribile, il secolo breve e orribile delle più spaventose dittature, principalmente quella hitleriana in Germania, quella sovietica, comunista sovietica in Russia e negli stati facenti parte dell'impero sovietico, quelle asiatiche. Non dimentichiamoci di Mao, della Cina, non dimentichiamoci dei satelliti della Cina, il regime pazzesco di Pol Pot in Cambogia. Ora, questi problemi che risolti male all'inizio del Novecento hanno dato luogo a una serie di modifiche anche di potere mondiale e hanno dato luogo a una serie di guerre una dopo l'altra. Adesso stiamo vivendo la terza guerra mondiale, una lotta fra imperi che in cui di per sé si manifesta, è palese, il dramma dei popoli, e cioè questa guerra che si diversifica in più fronti, è la terza guerra mondiale, questa guerra passa sopra la testa dei popoli. I popoli qui contano niente, contano zero. Ci sono dei potentati, dei poteri che, non avendo altre armi, perché quando c'è soltanto potere assoluto il diritto non esiste, esiste soltanto la forza, non avendo quindi altre armi intellettuali, il diritto, per potersi confrontare, utilizzano la forza. È guerra. La guerra c'è quando il diritto non è sufficientemente forte per evitarla, per regolare i contrasti, per regolare le controversie. Non c'è. Quando si fa appello al diritto internazionale in senso stretto, si dice una cosa che non sta in cielo in terra. Oggi come oggi siamo nel diritto di guerra, non del diritto internazionale in senso stretto. Non è diplomazia, normale diplomazia, quella che si può esercitare in un momento come questo. In un momento come questo si esercita una diplomazia di guerra, non una diplomazia secondo regole canoniche stabilite da un ente burocratico, perché tale si è rivelato qual è l'ONU, una roba che fa ridere. E d'altra parte è una costruzione di tipo socialista che la teoria delle strutture marxiana, che dimostra tutto il suo fallimento, tutta la sua inconsistenza. I popoli hanno bisogno
di riacquistare, di riacquisire un loro potere e di avere pace, lavoro e sicurezza. Nel momento in cui questo non è garantito, il popolo non potrà mai esercitare il suo potere, cioè non potrà mai esserci effettivamente, almeno in parte, una democrazia. Questo è il filone che lega quello che abbiamo raccontato nella conversazione in quasi 2 anni, lega alla situazione attuale, perché la storia ha tempi diversi e se non si prende in considerazione il fatto che la storia ha tempi diversi non si capisce niente e le soluzioni sono tutte soluzioni del momento, dettate da stati di fatto che si creano e quindi si soggiace, l'umanità stessa rinuncia alla sua intelligenza e soggiace a quello che capita. Quindi il caso che determina l'evento storico, quindi l'esclusione dell'intelligenza, delle capacità dell'uomo dalla sua stessa storia, dalla sua stessa possibilità di autodeterminarsi e di esserne responsabile. Ecco, questo è il quadro che delinea la manifestazione di oggi, di oggi pomeriggio, 2:30 del pomeriggio, che andateci, è importante, che viene ostacolata da chi? Viene ostacolata da chi è nella sostanza antipopolare. Che siano i poteri enormi, i quali oggi obbligano il popolo a mettere una crocetta da analfabeti sostanzialmente, su un modulo piuttosto che un protocollo, e o fai quello o sei escluso, teoria di Bauman, la società liquida, teoria di Bauman. Dall'altro lato c'è chi vuole il potere per avere il potere senza che ci sia la previsione per il popolo di autodeterminarsi, di agire consapevolmente e decidere per se stessa. Decide un'ideologia, decide un potere, sostanzialmente un gruppo di soggetti i quali, mettendosi assieme, una massa, vogliono appropriarsi della ricchezza, gestirla e comunque il popolo lo tratteranno da schiavo, come è avvenuto e ha dimostrato il comunismo in Unione Sovietica, tale quale. Non è che abbiamo dei parametri nuovi o delle speranze nuove. Da un lato c'è chi con moduli e protocolli esclude parte della popolazione, pensate agli anziani che difficoltà hanno con tutte queste app, i computer, i telefonini, che difficoltà hanno a vivere normalmente nella società. Questa è una follia. Gli anziani aumentano, sono già adesso il 35% della popolazione, aumenteranno ancora. Questi sono tutti esclusi, o la tendenza è a escluderli per poterli, ovviamente, quelli sono già oppressi. E dall'altro lato l'imposizione da parte di questi enti sovranazionali, questi big poteri, i quali non fanno altro che importi quello che vogliono loro, farti fare quello che vogliono, pensare quello che vogliono. L'intelligenza artificiale, in questo Papa Leone XIV è chiarissimo e profetico, tragicamente profetico. Con l'intelligenza artificiale intendono farti credere che sei una persona colta, farti credere che sei una persona capace di ragionare. In realtà ti inducono il loro desiderio, il loro ragionamento, le loro istanze, che sono sostanzialmente quelle di mettere più soldi possibile in tasca. E questo da una parte. Dall'altra parte invece, non si esclude affatto
questo potere tecnologico, anzi in quanto scientifico, viene esaltato. Semplicemente deve cambiare padrone. Deve cambiare padrone in chi, anziché essere a capo di attività comunque imprenditoriali, è a capo di forza popolare, di massa, e vuole appropriarsi e fare lo stesso gioco dall'altra parte, probabilmente con minor produttività ancora. Ecco. Questo è il quadro che viene a delinearsi, che si vuole contrastare, che il popolo in piazza Duomo a Milano, oggi pomeriggio alle 2:30, vuole contrastare, ma che è il quadro che si propone. Quadro che si propone che, ripeto, e se lo guardiamo, ci fa guardare i tempi della storia e anche i luoghi della storia nel loro modificarsi, nel loro differenziarsi, ma anche nella loro differenza valoriale, di valenza. Cioè, il tempo della storia è diverso dal tempo della vita di ciascuno di noi. I problemi concettualmente, i problemi posti dalla Rerum Novarum nel 1891, dopo che il Papa ha capito che i territori forse non erano necessari per la sua missione divina, quei problemi che hanno un florilegio di idee, di contrasti, di discussioni, è rimasto e rimane invariato concettualmente rispetto all'oggi. I tempi della storia sono diversi, dobbiamo prenderne atto e dobbiamo quindi esercitare un pensiero critico e una responsabilità che negli ultimi decenni, in particolare sotto la spinta dell'ideologia socialista, abbiamo dimenticato. Dobbiamo riprenderli e noi, con la nostra piccola trasmissione mezz'ora, con le nostre conversazioni, cerchiamo un po' di dare quel minimo, quel microbo di aiuto in questo senso. Io ringrazio Natalia per la sua freschissima voce e per la sua disponibilità. Un abbraccione a Tina, un grande abbraccio a Matteo, specialmente oggi. Saranno molto importanti le sue parole e dovrà sapere dire parole che comunque si inquadrano anche in questo schema, e a Dio piacendo ci risentiremo settimana prossima alla stessa ora, alle 10 di sabato. Buona manifestazione oggi pomeriggio, buon weekend, buona domenica domani e buona settimana.